Buonasera a tutti. Al pubblico presente desidero porgere il saluto e il benvenuto da parte dell'Ateneo Veneto e da parte della sua presidente, la dottoressa Magaraggia, che stasera non può essere qui presente e mi ha pregato di rappresentarla. L'Ateneo Veneto, come tutti voi sapete, ha sempre partecipato con grande attenzione e con grande sensibilità alle manifestazioni che annualmente celebrano il giorno della memoria. Quest'anno già siamo alla terza manifestazione ospitata qui nell'Ateneo e direi che questa sera in particolare abbiamo una speciale occasione di conoscere, forse molti di noi non la conoscevano, una meravigliosa artista berlinese la cui attività è una voce interessante, importante in un panorama particolarmente tormentato quale quello degli anni in cui questa giovane artista è vissuta. La sua vita è stata violentemente stroncata naturalmente nella tragedia immane che ha sconvolto l'Europa in quegli anni, e la sua voce e le sue immagini però sono la testimonianza del fatto che pur di fronte a questa tremenda barbarie c'è chi è sopravvissuto anche pur avendo perso tutto, è vero, è sopravvissuto attraverso le sue parole e le sue immagini. Quindi questo è un messaggio che noi riceviamo da un passato che naturalmente è una grande ferita nell'anima dell'Europa e del mondo, in un momento in cui molte recrudescenze di ideologie terribilmente ispirate al nazifascismo stanno riemergendo, serpeggiando all'interno della nostra società con delle manifestazioni di antisemitismo che naturalmente ci preoccupano. Ecco, riflettere su questi fatti è sempre una cosa importante. La memoria deve servire a, naturalmente, questa è una cosa forse scontata, deve servire a salvaguardarci da pericoli che possono essere in agguato senza che neppure ce ne accorgiamo. Queste manifestazioni sono importanti perché offrono la possibilità di conoscere sempre più a fondo le storie di queste vittime. Io sono stato qualche anno fa, direi in un momento con una emozione terribile, al Museo della Shoah a Berlino, dove erano raccolte appunto le testimonianze materiali di tante persone, uomini, donne, bambini, semplici persone, assieme anche ad artisti, a persone intellettuali, a tutto un mondo, tutto un popolo che viene travolto da questa ondata di barbarie. Ecco, oggi dobbiamo riflettere su questo con molta attenzione, con molta preoccupazione, ma anche con la speranza che il futuro ci riservi qualcosa di meglio. Passo la parola alla dottoressa Francesca Vianello dell'Ufficio Europa del Comune di Venezia, che pure ci dirà due parole. A tutti auguro un buon ascolto, una buona serata qui tra noi. Sì, ringrazio il padrone di casa. Solo una parola, appunto sono Francesca Vianello e sono la responsabile del servizio Europe Direct del Comune di Venezia. Un ringraziamento all'Ateneo Veneto perché è la casa di cose belle ed è sempre disponibile ad accogliere le istanze del territorio che anche quest'anno si è unito per celebrare il giorno della memoria. Più di 50 eventi in una manciata di giorni, più di 80 organizzazioni che hanno voluto partecipare a questa celebrazione, ognuno a suo modo. La città di Venezia, il Comune di Venezia, luogo dove incontrarsi, un tavolo di concertazione per confrontarsi e mettere sul tavolo ognuno le proprie iniziative.
un programma ricco, ogni giorno, iniziative di tutti i tipi, distribuite in tutto il territorio comunale, davvero l'unione fa la forza. Cambio questo motto nel motto dell'Unione Europea, che è uniti nella diversità, dove è importante ricordare l'Unione, che è l'Unione Europea, che è il mio grande obiettivo per noi cittadini e per i giovani soprattutto, e senza dimenticare e accettare la diversità nei confronti dell'altro con la A maiuscola, accettandola. E stiamo celebrando in questi giorni proprio gli 80 anni dell'emblema della mancanza di accettazione della diversità, perché in quel campo c'erano gli altri. Chiaramente una grande percentuale di ebrei, ma gli altri, quelli che non dovevano esserci più, che dovevano essere cancellati, quindi accettare la diversità. Grazie. Scusatemi, benché di casa nell'Ateneo Veneto, qui ancora non conosco bene questo, grazie, ringrazio Filippo Carinci, ringrazio tutti voi. Volevo spiegare, questa è un'iniziativa molto particolare, anche complessa, anche il perché. Come Fondazione Archivio Vittorio Cini abbiamo pensato anche di sostenere, l'iniziativa, al di là della lunga amicizia che mi lega con Jean Blanchard e Chiara Stella Serravalle, avrete modo di apprezzare, ma in questo giorno della memoria è molto particolare per tanti valori che già sono stati detti, che verranno detti e sottolineati. Una vicenda autobiografica era quella anche che riguardava mio nonno Vittorio Cini, per l'appunto, che essendo prima ministro durante l'ultimo governo di Mussolini si dissociò e dopo l'8 settembre fu arrestato a Roma e finì in effetti nel campo di concentramento di Dachau. E quindi questo induce a riflettere molto su quello che è stata la storia di questo secolo breve, di quelle che sono state vicende che si sono intrecciate in maniera drammaticissima, in maniera a volte anche molto contraddittoria. Quindi qual è la nostra forza oggi? Deve essere evidentemente la forza della memoria, la forza degli esempi delle persone. Chi non ce l'ha fatta e ha lasciato segni molto precisi, ma anche per fortuna dei pochi, molti meno ahimè, che ce l'hanno fatta, ma hanno lasciato anche loro segni nella cultura di questo paese e anche dell'Europa. Penso appunto alla Fondazione Giorgio Cini sull'isola di San Giorgio Maggiore, per l'appunto. Quindi questo messaggio, questo groppo in gola, ha detto bene Filippo prima, non possiamo mai fermarci, sederci, dare per scontato. Stiamo vedendo oggi in Europa, piuttosto che non anche in altre zone del mondo, non entriamo in valutazioni politiche, però sicuramente i fortissimi rischi che ci sono contro la capacità di inclusione, contro la capacità di accoglienza, contro la capacità alla fine, oltre che dell'amore, non so come dire, un valore eterno ed universale, ma anche quello che in fondo nella natura umana esiste i rischi potenti che riusciremo a vincere solo con iniziative come queste. Quindi grazie. Cari amici, buonasera. Vivevo a Gerusalemme nel 1983 quando mi regalarono questo libro, stampato in Giappone. Questo libro, la copia 575 di 1000 copie, una edizione speciale
che era stata naturalmente finanziata dalla famiglia, come spesso avviene, e contiene le 784 tavole acquarellate, dei disegni, delle pitture, dei disegni nei quali Charlotte Solomon racconta la sua vita. Avevo il libro sul tavolo rotondo in salotto, aperto perché gli amici lo potessero sfogliare. Ero stato conquistato dallo stile pittorico narrativo di Charlotte Solomon, di cui dopo vedrete le immagini durante la prolusione di Chiarastella Serravalle. Una sera organizzai una cena proprio per far conoscere quest'artista e la sua drammatica storia. Fra i presenti c'era anche Lea Suitendorf, figlia del rabbino capo di Amsterdam nell'immediato secondo dopoguerra, e anche lei negli anni '80 studentessa a Gerusalemme. Non è possibile, disse Lea a tutti, hanno stampato un libro così importante con questi disegni? Lea ci raccontò che nei primissimi anni '60 era venuto a casa loro ad Amsterdam il dottor Albert Salomon, padre di Charlotte, che era sopravvissuto alla Shoah e lì viveva. Mostrò un centinaio di tavole al rabbino Suitendorf, persona colta, illuminata e gentile. Il rabbino ascoltò con empatia la drammatica storia di Charlotte, ma di fronte a queste tavole, a questi acquarelli senza prospettiva, con le figure appena accennate, rimase perplesso. È comprensibile che, per quanto colto, un uomo nato ai primi del Novecento rimanesse senza parole. La mia amica Lea all'epoca, nel 1962, quando avvenne questo incontro, aveva 9 anni, ma ricordava benissimo la situazione, perché la riunione di fronte ai dipinti di Charlotte avvenne in famiglia e tutti li guardavano passandoseli da una mano all'altra. Ma perché, potreste domandarmi, il padre di Charlotte era andato a chiedere un parere al rabbino? Il padre di Charlotte era andato da lui in quanto il rabbino era figura carismatica, ieratica, morale, era una figura importante nella Amsterdam del dopoguerra, del dopo-nazismo. Ma ricordiamoci l'arguto e caustico detto di un'altra Lea, la critica d'arte e scrittrice Lea Vergine. L'arte non è faccenda per persone per bene. Capitemi, non significa che per essere artisti bisogna essere dei delinquenti. Non significa questo. Bensì significa che non bastano i buoni sentimenti per capire l'arte. E a proposito dei libri, delle testimonianze uscite dopo la Shoah, molti ci misero un po' a trovare la loro strada e altre non la trovarono mai. Rammentiamoci che anche Primo Levi si vide rifiutato. Se questo è un uomo, lo pubblicò a sue spese. Ricordiamoci che, per esempio, Du côté de Chessuon, a proposito di rifiuti, non di olocausto, Proust lo pubblicò a sue spese. Quando terminò la Seconda Guerra Mondiale, tutti dovevano riprendersi, ognuno per il suo verso. Passavano a volte 3-4 anni prima che le vite ricominciassero. Nel caso di Charlotte e di questi dipinti, bisognò prima che il dottor Moridis, che era il medico di Villefranche, dove fu catturata appunto Charlotte sulla Costa Azzurra, andasse ad Amsterdam, ritrovasse il padre di Charlotte,
gli consegnasse il prezioso malloppo che Charlotte aveva avuto l'intuizione di affidarlo al dottor Moridis. Pochi istanti prima dell'arrivo dei nazisti. Poi dovettero passare altri anni prima che il monumentale lavoro trovasse la sua strada. L'opera è talmente potente, come vedrete durante la recitazione, da rompere qualsiasi ostacolo, qualsiasi ghiaccio. Ma non così al volo, ci vuole tempo per entrarci in profondità. Ma io credo che nella mezz'ora della prolusione riuscirete comunque a vedere la potenza di questo lavoro. Anche Otto Frank ci mise un po' prima di trovare l'editore del diario di Anna. Questo in un certo senso è un diario di Anna Frank dipinto. Lo fece leggere agli amici, Otto Frank, ma se in Anna Frank possiamo intuire, chi ha letto il diario di Anna Frank vede che lei cresce, da bambina diventa adolescente, la maturazione, il suo sbocciare dall'infanzia all'adolescenza. Nel caso di Charlotte, che aveva ben 12 anni più di Anna, abbiamo subito a che fare con una donna. A furia di insistere, Albert e Paula Solomon, e poi Albert e Paula Solomon, la seconda moglie del dottor Solomon, riuscirono a carpire l'interesse di alcune personalità del mondo dell'arte olandese. Lo Stedelijk Museum, per esempio, come primo, e poi Judith Herzberg, massima studiosa di Charlotte Solomon, e Gary Schwartz. Nel 1963 un bellissimo volume con introduzione di Carlo Levi, quello di cui parlavamo prima, fu pubblicato da Bompiani. Ora, con una testimonianza anche di Emil Strauss, che aveva conosciuto bene Charlotte negli ultimi anni a Villefranche. Scrive Carlo Levi: quello che rende per noi commovente questo lavoro, al di là delle immagini, è la somma dei contenuti poetici, e io aggiungerei e drammatici. In redazione, nel 63 alla Bompiani, c'erano Paolo De Benedetti e un certo Umberto Eco. Furono loro a mettersi in contatto con lo Stedelijk e a scegliere le pitture che accompagnano questa biografia, perché se questa ne ha 700 e vatte la pesca, questa ne ha 80, insomma molto meno, quindi dovettero fare una cernita. Nel 1940 nonno Grönwald e Charlotte furono internati a Gurs, non vi sto a raccontare tutte le vicende prima, campo di raccolta e di concentramento vicino ai Pirenei, dove fra gli altri fu internata anche Hannah Arendt, però non sappiamo se ebbero la possibilità di incontrarsi in quella bolgia. Poi il nonno stava così male che fu permesso a loro di tornare a Villefranche. Arrivata lì, dopo qualche mese di campo di concentramento, dopo tutte le cose drammatiche della sua vita, di cui sentirete dopo, disse: Dio mio, com'è bello qui, e che è l'ultima tavola scelta da Eco e De Benedetti. Nei 2 anni successivi, scrive Emil Strauss, che era lì, Charlotte eseguì 1 migliaio di tempere, oltre a innumerevoli pastelli e acquarelli. Era come invasata, si nutriva e dormiva appena, dedita completamente alla sua arte che la dominava come un'autentica passione. In comune con Anna Frank c'è l'aria, ci sono l'ansia e l'angoscia dei nazisti che arrivano, come l'acqua di un posto dove ci si trova che non smette di salire fino ad affogarci.
Charlotte descrive da adulta anche la sua infanzia, la sua adolescenza. La madre si toglie la vita quando ha 9 anni, ma dopo 4 anni ecco arrivare in casa loro Paulinka, così lei la chiamava, Paulinka Lindbergh, figlia del grande cantore del Chazan, della sinagoga, del Tempio centrale di Berlino. È considerata il più grande contralto del suo tempo. Paulinka sarà la vera madre per Charlotte, le aprirà il mondo della musica e delle arti, la incoraggerà a dipingere, a imparare le tecniche per esprimersi pittoricamente, ad iscriversi all'Accademia delle Belle Arti. Inoltre il professore di canto di Paulinka, Alfred Wolfson, che lei chiamerà Amadeus Dabelhorn, porterà in casa Salomon un vento nuovo. Insegnerà a Paulinka a raggiungere note prima inimmaginabili. Lui aveva partecipato alla Prima Guerra Mondiale, per salvarsi la vita si era finto morto e aveva per moltissime ore sentito i gemiti che normalmente non si sentono uscire dalla voce di una persona. E allora poi questi suoni li aveva anche insegnati alla grande cantante Paulinka, e è lui che darà, poi ve ne parlerà Franca, è lui che darà vita al Roy Hart Theatre, cioè quando le note vanno molto più in alto e molto più in basso. Ma questa è una lunga, infinita altra storia. Nel ringraziare Franca Caltarossa, Chiara Stella Saravalle, Francesca Vianello, la dottoressa Vianello, Danilo Gallo, che è un contrabbassista, si può usare un solo termine, pazzesco, è troppo bravo, Giovanni Alliata che ci ospita, poi Filippo Maria Carigi, il vicepresidente. Concludo dicendo con queste parole scelte da Umberto Eco, da un certo Umberto Eco nel 63, per il risvolto di copertina. Vorrei concludere, c'è scritto nel libro, col risvolto di copertina di Charlotte, che dice: quello voluto da Paco. Le sue pitture non sono soltanto la fragile e colorata memoria di una giovane vita distrutta, ma la vittoriosa celebrazione dell'immagine umana contro tutto ciò che la vuole cancellare. Mi sembra che è stato detto quasi tutto. No, io volevo solo spiegarvi un po' come si sviluppa lo spettacolo, volevo dirvi come ho conosciuto Charlotte Salomon. Era i primi anni del 1994, una grande mostra monografica a Berlino, al Museo Ebraico di Berlino, presentava, dedicata appunto a quest'artista. Io casualmente arrivo, entro e scopro questi capolavori, questi più di 1000 lavori realizzati da questa giovane ragazza. 1000 lavori costituiti da 780 circa, un po' di più, un po' di meno. Poi la storia si svilupperà in vari modi, perché alcuni arriveranno in America per essere venduti, alcuni poi rientreranno invece ad Amsterdam. Comunque questa mole enorme di lavoro viene illustrata appunto, e mi rendo conto, io sono davanti a queste opere, resto stupita, sbalordita, e il racconto di una vita dall'inizio fino agli ultimi momenti, insomma, dello sviluppo della sua storia, raccontati in appunto tavole dipinte, e alcune
alcune altre tavole invece scritte con una scrittura cosiddetta pittografica, cioè pittura, che racconta, spiega le tavole illustrate. È veramente un evento unico nel suo genere. Io, per andare a un'analogia, mi verrebbe in mente i 310 sonetti di Gaspara Stampa, però bisogna risalire a 500 anni prima, 5 secoli in precedenza, perché anche lei, appunto attraverso i sonetti poetici, ha raccontato la sua vita. È un esperimento, è un'operazione assolutamente inedita, unica anche questa. Allora, come diceva, Charlotte parla della sua vita privata, parla anche di eventi pubblici, parla di quello che succede a Berlino. Ovviamente, come abbiamo detto, i genitori ebrei, entrambi nel 1934 addirittura perdono il posto di lavoro. Lei assiste all'osannato evento dell'ascesa di Hitler il 30 gennaio del 1933 e lo illustrerà, dopo lo vedremo, e come racconta questo, narra anche di come viene espulsa dall'Accademia, come i libri solo 3 mesi e 10 giorni dopo l'avvento di Hitler verranno bruciati nelle piazze, in tutte le piazze della Germania, ma a Berlino 10.000 libri, e ricordo, io ci tengo sempre a citare, non solo ebrei, citiamone i più celebri: Albert Einstein, André Gide, Bertolt Brecht, Ernest Hemingway, Franz Kafka, Ludwig Marcuse, Robert Musil, Thomas Mann, Joseph Roth, Jack London, il mio amato Jack London, e Hermann Hesse, appunto, solo per citare i più celebri. E racconta invece nella sua vita privata l'avvento di questo Alfred Wolfson, maestro di musica, il quale appunto inventa un metodo di utilizzare la voce attraverso appunto l'esperienza che aveva avuto fingendosi morto durante la Prima Guerra Mondiale e sentendo le urla strazianti degli altri suoi compagni soldati, e inventa un metodo per cui la voce, lui dice, può essere, non esistono solo le categorie di tenore, basso, soprano, ma la voce può spaziare in tantissimi modi. E la scuola, che poi verrà istituita perché lui sopravvive, va a vivere a Londra, muore nel 67, e la scuola da lui istituita, e abbiamo voci tipo Katie Berberian, moglie di Luciano Berio, la quale adotta questo metodo, e l'ultimo allievo di questa scuola sarà Demetrio Stratos, che, se ricordate, aveva appunto questa amplissima estensione della voce, e aveva studiato esattamente in questa scuola, utilizzando anche musiche di John Cage, si sa di questo. Ecco, la famiglia era abbiente, poi vedremo, verranno a Venezia, in quella Venezia in cui proprio in quegli anni abbiamo un vero e proprio eroe, che, pur di non consegnare l'elenco degli ebrei che vivevano a Venezia, si toglie la vita, e verranno appunto deportati 264, giusto, ebrei, mentre a Venezia ne vivevano quasi 1.200-1.500, insomma dal 1.200 a 1.500 persone. Questa persona, Giuseppe Iona, primario di medicina all'ospedale civile di San Giovanni e Paolo, era inoltre, oltre che presidente della comunità ebraica di Venezia, presidente dell'Ateneo Veneto, esattamente di questo luogo. E infatti
Poi insomma nel percorso sappiamo come il fascismo anche ha inciso anche in Italia, ovviamente. Un esempio eclatante, abbiamo la Fenice qui davanti, dal 1938 i compositori ebrei non potevano più essere suonati alla Fenice. Oltre, per esempio, tutti gli autori ebrei erano esclusi dalla consultazione nelle biblioteche pubbliche. Addirittura venivano rimossi i libri in cui c'era una citazione di un ebreo, non so, l'introduzione su un libro di Dante veniva eliminato. Non potevano frequentare le spiagge del Lido, si sa perché. E alla Fenice, appunto, non potevano suonare musiche di compositori ebrei e 246 appunto sono partiti per Auschwitz. In tutta Italia 8.000 ebrei circa e ne sono rientrati pochissimi, ne furono solo a Roma di 1259 persone deportate, ne sono state uccise 1.007. Ecco. La prima raccolta, la prima esperienza di Charlotte, come diceva, fu al campo di Gurs, assieme al nonno. Il campo di Gurs era ai confini tra la Francia, lei era già a Nizza, era ai confini tra la Francia e la Spagna, sui Pirenei, e appunto nel 1940 in quel periodo era detenuta anche Hannah Arendt. Non si sa se si sono conosciute. Era un enorme campo, conteneva 38.000 persone, un enorme campo di cui si conosce ben poco. E adesso è bene che ascoltiamo la nostra attrice che ci racconta la vita. Prego. Mamma Francisca, ti ricordi quando ero piccola? Ogni notte ti raggiungevo nel tuo lettone. Ancora qui, Charlotte? Mamma, è buio, ho paura. Allora mi infilavo sotto le tue coperte calde e mi facevo piccola piccola tra le tue braccia. Lì mi sentivo al sicuro. Mi racconti una storia? Sento ancora il tuo profumo, il tuo calore. Charlotte, ti piacerebbe avere la mamma con le ali? Mi manca tanto il cielo ed è per questo che vorrei volare lassù e trasformarmi in angelo. Ti piacerebbe che la mamma si trasformasse in angelo? Certo, mamma, sarebbe stupendo, bellissimo. Però siccome gli angeli sulla terra non parlano e sono invisibili, ti prego, appena arriverai in cielo, di scrivermi una lettera, perché voglio sapere per filo e per segno come vanno le cose lassù e come si vive tra le nuvole. La mamma iniziò ad essere sempre più triste. Così il papà volle organizzare una vacanza in montagna per distrarla. Una calda mattina estiva partimmo con il treno per raggiungere le montagne bavaresi.
Era bellissimo passeggiare nei sentieri e fare le arrampicate sotto il sole nelle vallate alpine. Respirare a pieni polmoni l'aria frizzante e profumata di pino. Prendimi, mamma, dai, prendimi, mamma! Sfrecciavo per i prati felice di sfoggiare la mia nuova gonnellina rossa tirolese. Ci divertivamo a passeggiare, a correre. Tenevo sempre per mano la mamma. Ero la sua ombra. Il papà, con il suo tono sempre molto contenuto, in realtà era molto felice di vederci spensierate. L'ultimo giorno si concluse magnificamente, con una straordinaria gita in barca. Quanto abbiamo riso! Mamma! La settimana era trascorsa così serenamente che il tempo volò. Purtroppo quando tornammo a casa mia madre ripiombò nella sua profonda tristezza. Un giorno all'improvviso la mamma scomparve e la nonna Marianna mi disse: la mamma, tesoro mio, si è ammalata ed è volata in cielo. Non preoccuparti, Charlotte, ci siamo io e la nonna con te anche quando il papà sarà al lavoro. Il papà aveva il cuore spezzato e dal dolore sembrava pietrificato, sconvolto. Non riusciva né a parlare né a mangiare. Provava la più profonda disperazione del mondo. La nonna da quel giorno cambiò e diventò sempre più malinconica e assente, persa nel suo mondo di dolore. Io e i nonni non andammo al funerale. Vedevo la nonna disperarsi e le chiesi: perché piangete tutti? Adesso la mamma sta bene perché si è trasformata in angelo e sta in cielo. E poi mi ha promesso che da lassù mi scriverà. Qualche giorno dopo mi recai con il papà e i nonni al cimitero e portai con me una lettera che lasciai sulla tomba della mamma, nella quale le chiedevo: come mai non mi scrivi? Me lo avevi promesso, voglio sapere come si sta lassù. Per la prima volta vidi papà Albert per un istante sorridere. Mi ricordai quando il papà e la mamma felici mi raccontavano del loro matrimonio. Dapprima andammo all'ufficio, fu il sindaco a sposarci, ricordi Francisca? Lo zio mi fece da testimone. Ero felicissima, ma la parte più divertente avvenne quando le sarte si affaccendavano a vestirmi, a sistemarmi l'acconciatura, il velo, mentre tutti lì davanti mi attendevano. Ero così felice, a braccetto di tuo papà, che mi sembrava di camminare sulle nuvole. Era così in estasi il papà che non si era accorto che dietro di noi si era formato un corteo di amici che per festeggiarci sollevavano la menorah e ci illuminavano. Evviva gli sposi! Evviva! Evviva! Ti ho attesa tanto, mamma, giorni e notte intere. Era vuoto il letto senza di te, senza le tue storie, senza il tuo calore. Di notte non riuscivo a dormire e mi alzavo almeno 10 volte per guardare sul davanzale a controllare se mi era arrivata quella lettera che mi avevi promesso. Guardavo fuori dalla finestra e pregavo di trovare la busta. La visualizzavo. Sognavo ad occhi aperti, persino l'intestazione. A Charlotte, dietro alla busta mittente: Francisca, mamma Angelo, via del Paradiso 1, cielo. Ma quella lettera non è mai arrivata.
Charlotte, mi raccomando, comportati bene. L'ultima governante, il Friedwolf, è fuggita a gambe levate. Poverina, l'hai fatta scivolare sul ghiaccio, si è sbucciata le ginocchia e invece di aiutarla tu, piccola peste, ridevi a crepapelle. Non ce la faccio a tener testa a questa bambina, è davvero la creatura più terribile del mondo intero. L'ha ripetuto sbattendo la porta. Quando se ne andò, era il giorno più bello della mia vita. Charlotte è la terza governante che scappa in pochi mesi. Mi raccomando, Charlotte, questa volta stai buona e obbedisci. Non ho bisogno di governanti, papà, so badare a me stessa. So quello che voglio. Non voglio prendere ordini da nessuno. Fa questo, fa quello. Non sono una schiava, papà. Le governanti sono vecchie e severe. Siediti composta, attenta a non sporcarti, siediti in pizzo alla sedia. Ancora, Charlotte, ma quante volte te lo devo ripetere? La forchetta si tiene con 2 dita. Non sopportavo quella cattivissima Frau Stargard. Per fortuna se ne andrò dopo 2 giorni. Allora che hai fatto, Monella? L'hai rinchiusa nel sottoscala ed è scappata a gambe levate pure lei. D'altronde, come può una bambina dimostrare la disperazione e il dolore con l'unica arma che ha, la ribellione? Per Natale mi arrivò un regalo bellissimo. Asse! Ricordo come se fosse ieri, avevo 10 anni. Asse suonò il campanello. Corsi alla porta e mi trovai davanti una giovane ragazza che teneva con una mano la valigia e a tracolla il mandolino. Asse mi cambiò la vita. Con lei finalmente potevo divertirmi a ballare, a giocare, a dipingere e persino a fare l'albero di Natale. Eravamo ebrei, ma laici. Grazie ad Asse scoprì il mondo della pittura. Insieme a lei tutto mi sembrava più bello, allegro, felice. Anche fare i compiti non era poi così male. Dopo pranzo mi portava a prendere aria sul lago. Ci siedavamo sulla sponda ad ammirare le anatre con i piccoli e gli buttavamo le briciole di pane. Ogni tanto qualche trota affiorava. Quanto mi sarebbe piaciuto pescare. Incredibilmente, grazie ad Asse migliorai anche a scuola. Iniziai persino ad alzare la mano. Anche la maestra lo notò e mi disse: Charlotte, cosa è successo? Sei diventata più partecipe e collaborativa. Brava, brava, continua così, continua. Anche il papà era felice di vedermi così e per premio potevo andare a giocare a tennis. In poco tempo diventai molto brava. D'estate abbiamo raggiunto il mare del nord e anche lì continuai a divertirmi, non stavo mai ferma, saltellavo, mi piaceva tanto fare la spaccata, le capriole, nuotavo tantissimo, ma quello che mi piaceva di più era montare a cavallo. Ma anche la vita di mio padre Albert cambiò radicalmente. Galeotto fu Lied di Schubert, cantato magistralmente da Paola Lindbergh. E a una cena dopo lo spettacolo mio padre ebbe la fortuna di conoscere la grande contralto e la invitò a casa con il pretesto di farmela conoscere. Paola iniziò a venirci a trovare tutte le sere. Io e papà aspettavamo con ansia le sue visite, avevo 14 anni. Quell'appartamento vuoto e silenzioso, da funesto che era, diventò allegro e pieno di vita. Iniziai ad andarla a vedere a teatro tutte le sere. Entravo nel suo camerino. Paola mi faceva leggere le lettere dei suoi ammiratori. Ritagliavo tutti gli articoli di giornale che parlavano di lei e a casa mi dilettavo a canticchiare le sue opere. Ero affascinata dalla sua bravura e dal suo carattere determinato. La stimavo. Ero fiera di conoscere un'artista così straordinaria e acclamata. Io e papà
stavamo così bene con lei. Papà la omaggiava continuamente di rose. Charlotte, cosa pensi di Paola? Semplicemente l'adoro, papà. Anche io. Perfetto, perché avremmo deciso di sposarci. Evviva, papà, sono così felice, evviva, evviva! Gettai le braccia al collo di mio padre, non potevo crederci. Il mio desiderio si era concretizzato. Paola sarebbe venuta a vivere con noi. Si sposarono in sinagoga nel giro di pochi giorni. La soprannominai Paolinka perché mi entrò nel cuore. Con il matrimonio di Paola si aprirono le porte alla vita culturale di Berlino. La casa ospitava quasi tutte le sere personaggi celebri. Si suonava il piano, si beveva, si cantava, si ballava e si creava. La vita non è mai stata così intensa. Mi resi conto che calcare le scene del palcoscenico significava vivere e condividere appieno le emozioni. Paolinka mi disse: ricordati, Charlotte, l'unico luogo in cui esiste la verità è dietro le quinte. Paolinka, in poco tempo, era diventata un punto di riferimento fondamentale della mia vita. Paolinka aveva una straordinaria voce da contralto ed era richiestissima in tutte le città d'Europa: Berlino, Colonia, Amsterdam, Vienna, Basilea, Lucerna, Berna, Ginevra, Bratislava, Monaco, Francoforte. Tutte città che nel 1931 l'avevano ospitata. Io e papà ogni tanto seguivamo le sue tournée e la raggiungevamo, ma tutto questo durò poco, perché nel 1934 a mio padre medico e a Paolinka, in quanto ebrei, fu vietato l'esercizio delle loro professioni. La situazione politica era molto tesa per noi ebrei in Germania, ma nonostante tutto decidemmo di fare una gita a Venezia, perché era troppo forte il desiderio di visitare la più bella città del mondo, con il più vecchio ghetto ebraico. Partimmo con la famiglia al completo, io, Paolinka, papà, il nonno e la nonna. I nonni mi avevano parlato tanto della bellezza di Venezia. E solo si aspetta che le ombre si incupiscano nella notte calda e non si senta più nulla se non i propri passi che rimbombano nella calle solitaria. Venezia era straordinaria. Il nostro albergo era vicinissimo a Piazza San Marco. Io non potevo credere di vedere così tanta bellezza tutta insieme. Il campanile, la piazza, le procuratie, la basilica, il leone. La mattina della partenza sgattaiolai fuori dall'hotel all'alba, con la voglia di fissare quella bellezza in un disegno. E chi vidi? Papà, anche tu qui? Ma cosa ci fai? Per lo stesso tuo motivo, fotografare questa meraviglia. Perdemmo la cognizione del tempo. Mi sembrava di essere in un sogno. La nonna infuriata ci accolse in malo modo. Eravamo in ritardo. La gondola è già carica! Veloci! Anche il gondoliere strepita. Il treno non ci aspetta. Salite veloci! Speriamo di non perderlo. Accidenti a voi! Non ho mai visto la nonna così infuriata. Non ci parlò per tutto il tragitto. Aveva un muso, nessuno di noi fiatò per tutto il viaggio fino a Milano. Quell'episodio aveva scosso Paolinka. La nonna era davvero troppo dura, severa. La sera del nostro rientro sentì papà e Paolinka parlare in modo concitato. Ma come si permette tua suocera? Non può riprendere continuamente Charlotte, è una bambina, è troppo severa.
Ogni volta che Charlotte va a casa dei nonni, torna incupita e triste. Ma povera creatura, non le è bastato quello che è successo alle sue figlie? Proteggerò io Charlotte. Marianne non l'avrà sotto le sue grinfie, dovrà vedersela con me. Le scriverò una lettera. Rimuginavo tra me e me. Non avevo compreso cosa si fosse riferita Paulinka a proposito della mamma e della zia. Ero ancora troppo giovane per capire. Da quel giorno vidi i nonni sempre più di rado. Venezia era così fantastica, ma anche Roma, Firenze, città che avevo avuto la fortuna di visitare nei mesi estivi. Fu straordinario immergermi nell'arte delle più importanti città italiane, anche se i nonni mi avevano costretta a continue visite con dei ritmi spiancanti. Ma probabilmente fu proprio quel viaggio che risvegliò in me l'entusiasmo per la pittura, e da quell'estate sentii la necessità di esprimermi attraverso questa forma d'arte. Mentre dipingevo, mi sentivo sospesa, come se il tempo si fermasse, e provavo un senso di conforto e di pienezza. Il 30 gennaio del 1933, subito dopo l'elezione di Hitler a cancelliere, la condizione per noi ebrei tedeschi peggiorò drasticamente. Fu emanata la cosiddetta legge di Norimberga, la legge per la protezione del sangue e dell'onore tedesco. Lo scopo era il mantenimento della purezza della razza ariana. Vietava i matrimoni misti, vietava i rapporti sessuali tra tedeschi ed ebrei, con lo scopo di salvaguardare il sangue tedesco da contaminazioni con razze inferiori. Ci privarono della cittadinanza, dei diritti politici e civili, e non potevamo né lavorare né votare. Inoltre ci costrinsero a indossare la stella gialla per essere riconosciuti. Il 10 maggio del 1933 assistetti ad una vera e propria catastrofe. Il rogo dei libri. I militari misero al rogo cataste infinite di libri perché considerati dannosi, in quanto, secondo il regime, avrebbero potuto esercitare nocive influenze sui buoni costumi. A Berlino bruciarono più di 10.000 libri. Da quel giorno inizia una drammatica censura culturale in tutta la Germania. La situazione diventava ogni giorno più preoccupante. Vivevamo come in un limbo. Si respirava un'aria sempre più tesa. Si viveva nel terrore. La passione per la pittura con gli anni si fece sentire sempre più forte. Decisi di iscrivermi all'Accademia di Belle Arti di Berlino. Mio padre cercò di dissuadermi per via delle direttive sulle leggi razziali, che prevedevano che potesse entrare un ebreo su 100 candidati. Charlotte, sii ragionevole, è quasi impossibile che tu riesca ad entrare. Papà, ce la farò. Vedrai, papà, ce la farò, ti prego, fammi provare. Insistetti così tanto che mi prese un'insegnante privata per prepararmi all'esame. Le lezioni erano così monotone, mi faceva riprodurre in continuazione natura e morte. Mi annoiavo, ma appresi le tecniche così bene che riuscii a superare brillantemente l'esame di ammissione, anche perché la commissione giudicava le opere in anonimato. Ce l'avevo fatta. Ero felicissima di aver superato l'esame d'ingresso, anche se la mia origine ebraica lasciava gli esaminatori perplessi.
Successivamente vinsi persino il primo premio di pittura, ma sempre a causa della mia origine ebraica non potevo ritirarlo. Pertanto l'amica e compagna di studi Barbara andò al mio posto e per ringraziarla le feci un ritratto. Anche la musica era un'arte alla quale mi sono appassionata, anche perché particolarmente apprezzata dai miei genitori. La mamma si dilettava a suonare il pianoforte, trasmettendomi questa passione, ma quando arrivò Paulinka nella nostra casa, iniziai a conoscere in modo approfondito la musica e le opere attraverso la sua meravigliosa voce. Si esercitava quotidianamente con il maestro Alfred Wolfson. Mi piaceva assistere alle lezioni di musica di Paulinka. Ammiravo molto il suo maestro che con passione e dolcezza riusciva a incantarmi ogni giorno di più. Non vedevo l'ora che arrivasse e addirittura mi affacciavo alla finestra per vedere il suo arrivo. Mi ritrassi persino mentre cantavo l'aria di Habanera della Carmen di Bizet. Il maestro Alfred si era accorto delle mie calde attenzioni e mi disse: «I tuoi quadri devono essere finiti per il mio compleanno, il 23 settembre, hai 6 mesi». «Ma che faccia buffa stai facendo? Non vuoi farmi un regalo per il mio compleanno?» Mi piaceva tantissimo ritrarlo e lui si prestava a posare per me e addirittura, senza badare alle norme di etichetta, il giorno del suo compleanno gli feci un'improvvisata e andai a trovarlo a casa. «Quale quadro preferisci?» Era impossibile resistere al maestro e alla sua intelligenza. Me ne invaghii perdutamente a tal punto che desideravo mostrare a lui ogni mia opera per avere la sua approvazione. Lo pensavo in continuazione, a tal punto che diventò uno dei miei soggetti preferiti. Una volta trovai un quadrifoglio, lo raccolsi per lui. Si dice che porti fortuna. Il maestro era davvero una persona speciale ed è stato un pioniere della ricerca vocale. I suoi studi di avanguardia hanno rivelato le potenzialità della voce. Per lui non esistevano timbri vocali definiti, soprano, tenore, contralto, basso, ma la varietà della voce umana poteva raggiungere estensioni più libere rispetto alle rigide categorie. Questo lo aveva compreso suo malgrado quando durante la Prima Guerra Mondiale fu gettato in una fossa comune perché creduto morto insieme ad altri compagni di trincea feriti, i quali emettevano suoni e grida strazianti. E questa toccante e terribile esperienza motivò fortemente le sue intuizioni rispetto a un canto che fosse l'espressione di tutto l'essere umano, pensiero che lo portò a esplorare la natura della voce e quella che definì come la piena voce umana. Paulinka fu davvero fortunata a incontrare il suo maestro, che elaborò un metodo riconosciuto e ancora insegnato in tutto il mondo, il cosiddetto Roy Art Theater. La situazione razziale in Germania degenerò e diventò sempre più drammatica, a tal punto che mio padre, nel novembre del 1939, venne rinchiuso nel campo di concentramento di Sachsenhausen, vicino a Berlino. Quando le SS vennero a prenderlo a casa, mi lasciò un messaggio, perché io non c'ero. Auf Wiedersehen, mein Schätzchen. Arrivederci, mio tesoro. Ero sconvolta.
Paulinka era preoccupatissima. Ci sarà pure un modo di farlo rilasciare? Se no, cosa serve la mia fama e il mio fascino? Ho bisogno di un visto e ce l'avrò. Fortunatamente mio padre aveva Paulinka, una donna che, oltre ad avere un grande cuore generoso, era così intelligente e intraprendente da raggiungere sempre ciò che desiderava. Paulinka era così determinata che in poco tempo contattò tutti gli amici più influenti che aveva e grazie ai suoi sforzi riuscì a ottenere velocemente il rilascio di mio padre. L'incubo era finito. Dopo questa tragica vicenda che ci segnò pesantemente, i miei decisero di fare una grande cena con i loro più cari amici. C'era anche Alfred. Stavamo piacevolmente conversando quando arrivò all'improvviso il dottor Cohen. Che tragedia! Le SS hanno appena prelevato il dottor Epstein! La notizia ci raggelò tutti. Era evidente che ormai la Germania era diventata pericolosa per noi ebrei. Dovevamo lasciare Berlino. Dobbiamo pensare a dove andare. Noi andremo da mia sorella in America e voi, Fräulein Charlotte? Io penso che raggiungerò i nonni in Francia. Noi forse in Australia. E anche noi negli Stati Uniti. E voi, Albert? Ci dicono che anche l'Olanda è un paese sicuro, ma la prima che devo mettere al sicuro è Charlotte. Charlotte, partirai domani. Andrai a Nizza dai nonni. Preparai la valigia. Quella notte fu lunghissima. L'ansia e l'angoscia non mi lasciò dormire per tutta la notte. Il momento della partenza in treno riuscì fortunatamente a passare inosservato, perché i saluti furono brevi per non destare curiosità alla polizia della stazione, che controllava i documenti. Doveva apparire come un breve viaggio. Per un po' non ci scriveremo, è più prudente per evitare di essere rintracciati. Tutti a bordo! Tutti a bordo! Sarebbe meglio che ora prendessi il treno. Sì, ciao papà. Ci vediamo presto. Eravamo riusciti ad ingannarli. Non avrei mai immaginato che questo distacco sarebbe stato definitivo. Un mese dopo i miei genitori lasciarono Berlino per Amsterdam. Era la prima volta che dopo tanti anni rivedevo i miei nonni da sola. Si erano trasferiti da Nizza a Villafranche-sur-Mer, una piccola provincia dove avevo trovato rifugio nella Villa Hermitage di Othil Moore, giovane e ricca ereditiera americana che per sua vocazione accoglieva sfollati stranieri, soprattutto bambini orfani ebrei. Othil era così accogliente che mi disse: puoi restare qui tutto il tempo che vuoi. Othil era rimasta vedova da poco e aveva ereditato un'immensa proprietà che appariva come un vero e proprio angolo di paradiso, dove crescevano ulivi, palme e cipressi, piante esotiche di ogni genere. Avevo 22 anni. Avevo dovuto a malincuore lasciare all'improvviso la mia città e sospendere i miei studi all'accademia. La vita con i nonni non era così piacevole come quella a casa. Era tutto così triste. Le giornate si susseguivano in una routine avvolte da un cupo grigiore. Sentivo la mancanza della mia famiglia e soprattutto mi mancava la mia amica Barbara. Ero triste, mi sentivo sola e la nonna era sempre più depressa e anch'io sprofondai
in una profonda malinconia. Ero così apatica e insofferente che sentii la necessità di rivolgermi al dottor Georges Moridis. Ma perché non riprendi a dipingere? Potrebbe essere un buon rimedio alle tue depressioni. Decisi di raccontare la mia vita attraverso la pittura. Mi piaceva mescolare le immagini con le parole, come se dalle scene uscissero delle frasi, e più disegnavo e più avevo l'esigenza di raccontare attraverso le immagini. Il nonno mi diceva: ma non sai far altro che disegnare? La nonna è troppo buona con te. Perché non ti trovi un posto di donna da servizio come tutte le altre? Nonostante il nonno ripetesse frequentemente queste lamentele, io non potevo sopportarle. Mi feriva profondamente. Non c'era alcun bisogno che io facessi la cameriera e allo stesso tempo non avrei mai potuto arrestare la mia necessità di raccontare, esprimermi attraverso questa forma di narrazione pittorica che mi serviva per lenire le mie ansie, le mie angosce, i miei dolori, le mie paure. Attraverso la pittura potevo narrare liberamente. Disegnavo freneticamente come una furia, avevo bisogno di scaricare le mie profonde emozioni interiori, esprimere i miei sentimenti. Producevo in continuazione tavole con disegni e scritte che illustravano i momenti salienti della mia vita. Con i colori a gouache potevo immortalare velocemente il mio vissuto, le mie sensazioni. Le tempere così diluite mi permettevano di descrivere in poco tempo le mie storie. Mi piaceva accompagnare le immagini con dialoghi, descrizioni, dove anche le parole a tratti potevano integrarsi con la pittura. Il mio desiderio era quello di riuscire a descrivere quell'istante, usando la scrittura in forma pittorica. La nonna era sempre più triste. Mi ripeteva spesso: avevo 2 figlie. Avevo 2 figlie. Era così depressa e in preda alla malinconia che temevo di lasciarla da sola. Nonna, tutto bene? Nonna? Nonna! La nonna è in bagno da mezz'ora! Perché non esci? Non apre la porta! Nonna! Non risponde! Per aprire la porta fummo costretti a scardinarla e la trovammo che giaceva stesa a terra. Aveva ingerito un'enorme quantità di barbiturici. Quella volta riuscimmo a salvarla. Qualche giorno dopo pensai di farla posare, sperando di distrarla e darle un momento di sollievo dalle sue ossessioni. Spesso la trovavo alla finestra e anche se non me lo diceva, sapevo che era angosciata e temeva l'arrivo delle SS, perché anche Nizza, purtroppo, non era più un luogo sicuro. E anche quando la feci posare, rimase assente e chiusa in se stessa, poveretta. Non sembra la depressione e la malinconia fatta persona? Purtroppo, in un frangente, in stanza da sola, compì quel tremendo gesto e si lanciò nel vuoto. Anche il nonno, dopo la morte della nonna, sprofondò nel dolore più profondo e in un momento di disperazione mi rivelò il tremendo segreto che aveva nascosto per tanti anni. Anche tua madre tentò il suicidio con i barbiturici, poi morì gettandosi dalla finestra, e anche tua zia Charlotte, di cui porti il nome, si suicidò poco prima che tu nascessi. Sai, nonno,
È come se il mondo fosse andato in frantumi e debba essere rimesso insieme. Caro Dio, fa che non diventi pazza. Anche a Nizza giungevano notizie degli orrori della politica di Hitler, che si andava sempre più espandendo in tutta Europa. Vivevamo nel terrore. Le paure della nonna sembravano essersi concretizzate. L'antisemitismo giunse anche nella nostra piccola provincia. Ottilmu era preoccupata. Il suo altruismo e generosità si videro quando assunse un giovane assistente, Alexander Nagler, con lo scopo di istruire e dare un'educazione ai bambini orfani che ospitava. Alexander si dimostrò all'altezza del suo incarico, nonostante il gruppo di bambini avesse età diverse. La sua disponibilità e sensibilità mi davano conforto. A fianco a lui mi sentivo protetta. A spegnere questo momento fu la Gestapo, che una mattina improvvisamente ci prelevò e io e il nonno fummo caricati con altri ebrei su un treno e condotti al campo di raccolta di Gurs. Le condizioni di salute del nonno peggioravano. Fortunatamente, dopo 3 settimane di permanenza, ci liberarono perché il nonno era troppo debilitato e io dovevo prendermi cura di lui. Una volta a casa, ebbi la necessità sempre più profonda di dipingere. Sentivo come una voce interiore che mi spingeva a raccontare la mia vita attraverso la pittura. A volte mi sembrava di scrivere un film, fotogramma per fotogramma, dove appuntavo, oltre che ai dialoghi, le suggestioni e brani musicali che potessero fare da sottofondo, come fosse un copione teatrale. Mentre dipingevo mi sentivo viva, riuscivo a non pensare a nulla. Rappresentavo la mia vita con i personaggi della mia esistenza, che però chiamavo con altri nomi o diminutivi. Scrivevo continuamente come in un diario di ricordi, fissavo avvenimenti della mia infanzia. Affioravano le parole della mamma, di mio padre. Avevo la sensazione di entrare nella pennellata, nei colori, nelle parole, nella musica. Riuscivo attraverso questa forma di rappresentazione a fissare i drammi e le avversità del destino, della storia. Volevo descrivere con la stessa intensità la morte e la voglia di vivere. Il maestro Alexander ammirava i miei lavori, si dimostrò sempre più premuroso e affettuoso e iniziò a corteggiarmi e un pomeriggio primaverile mi baciò. Mi sentivo così felice. Esplose l'amore tra noi. Ottil, visto il pericolo incombente per mettere al sicuro i suoi bambini orfani, decise di lasciare la Francia per l'America. Charlotte, qui è troppo pericoloso. Dobbiamo partire, ti prego, vieni con me. Tu, Alexander, vi rifarete una vita in America. Ho bisogno di voi. Potremo creare una casa di accoglienza per bambini ebrei che vengono dall'Europa in fuga dal nazismo. Ero lacerata da questa proposta. Una parte di me avrebbe desiderato moltissimo partire, ma da un'altra non avrei mai potuto abbandonare il nonno in quelle condizioni. Decisi di rimanere. Della nostra famiglia eravamo rimasti solo io e il nonno. Fortunatamente anche Alexander, in nome del sentimento che ci legava, decise di non partire. Charlotte, non posso vivere senza di te. Mi confortava la sua presenza e in un momento di tenerezza: vuoi sposarmi? Vuoi essere mia moglie? E ancora c'è gioia. E sempre i fiori ancora sbocciano
e sempre il sole ancora brilla. Tutta Nizza e dintorni fu tempestata da cartelli. Attenzione! Tutti i cittadini tedeschi devono lasciare immediatamente la città e il dipartimento. Il comunicato si riferiva ovviamente ai cittadini tedeschi ebrei. Anche se il terrore incombeva su Nizza, speravamo che Villa Hermitage, così isolata, lasciateci da Uttil, fosse per noi un rifugio. Cercavamo di uscire meno possibile per non dare nell'occhio. E io continuavo a dipingere forsennatamente. Quando mi resi conto dell'ineluttabilità della nostra cattura, consegnai le mie 1300 opere al dottor Moridis. Intitolai il mio lavoro Leben oder Theater, ein Singspiel. Vita o teatro, una commedia musicale. Documenti! Siete voi Charlotte Salomon e Alexander Nagler? Sì. Seguiteci. Abbiamo avuto dalla sua vicina una segnalazione che qui abitano 2 ebrei. Mi ricordo quando la mamma mi diceva: siamo qui sulla terra Raminghi, siamo qui solo di passaggio, la nostra vita è una costante attesa e tu, figlia mia, non devi avere paura, perché la vita dopo la morte è straordinaria. Guarda il blu dell'orizzonte, con le sue soffici nuvole bianche, sono morbide, sai? Loro ci accolgono come se fossero un grembo materno. Io ora porto nel grembo una bambina di 4 mesi. Come so che è femmina? Ma certo che lo so. Lo so perché me lo sento, come tu sentivi che io ero femmina, come a sua volta la nonna sapeva che eravate femmina e te la zia Charlotte. Finalmente conoscerò la zia Charlotte, me ne hai sempre parlato. La tua sorella è in cielo. So che tutte quante mi aspettate lassù tra le nuvole e finalmente saremo insieme per sempre. Charlotte, quando la mamma non ci sarà, ti proteggerà sempre dall'alto. È arrivato il momento di abbracciarmi, mamma. Dicono che dobbiamo farci la doccia, ma so che non è vero. Questa doccia non manda acqua. Fa freddo, tanto freddo, faccio fatica a respirare. Grazie. Danilo Gallo. Franca Caltarossa e Jean, grazie che siete qui, grazie. Grazie a tutti voi. Franca, vieni qui, dai. Adesso si vedono un po' di immagini. Adesso vediamo delle immagini Di Charlotte e il padre. Hasse, la giovane governante che rallegra la vita di Charlotte, i nonni e Charlotte, la madre, non mi piace dire matrigna, la seconda moglie di Albert Salomon, Alfred Wolfson, musicista, insegnante di musica e Paola, e i nonni con Ottilia Moore, questa giovane ragazza ereditiera americana
che porterà tutti questi ragazzi in America, e ha invitato anche Charlotte, la quale non è andata. E questi sono i genitori anziani. Il padre è morto nel 1970, la mamma è morta nel 2001, è vissuta 103 anni. Fine. Vieni con noi. Dai, facciamo una foto insieme, grazie. Vieni, Franca. Ci tengo a dire che questa esperienza è la prima volta che facciamo un lavoro almeno su Charlotte Salomon, è stato veramente un tocco coinvolgente, perché dare voce a questa donna che comunque la pittura era la sua salvezza, si è ancorata a questa e sono davvero straordinarie, ma io trovo fantastiche le sue opere. Sì, una piccola cosa in merito a questo. Noi abbiamo sentito una storia veramente tragica, anche una storia familiare tragica, e sembra quasi che nel racconto della famiglia ci sia il segno, no? Il segno del suicidio. Nonna, madre e un fratello della nonna, per cui sì, come se fosse un destino familiare. No, sicuramente Charlotte non l'avrebbe fatto, e lo abbiamo visto da quanta luce e quanta vita c'era nei suoi lavori. Ecco, questa è una risorsa che lei ci ha comunicato in ogni caso, no? Ci ha trasmesso questa volontà, questa gioia dell'uso del colore, probabilmente anche nella terapia, nella cromoterapia, nella terapia del colore e dell'arte. Facciamo una foto. Possiamo fare una foto insieme? Grazie. Una foto. Grazie. Grazie mille.